Ecco, ho cliccato Go Live, quindi dovreste vederci. Ecco, vedo anche i numeri che cominciano a aumentare delle persone che sono collegate. Allora, buongiorno a tutti, Marco dell'Accademia San Marco. Riprendiamo dopo un paio di registrate le conferenze invece dal vivo, anche se a distanza, ma questo è uno strumento che ci consente di raggiungervi più facilmente, anche se le restrizioni si sono un po' allentate ultimamente. In questo modo potete vederci comodamente dalle vostre case ovunque voi siate. Ora, l'argomento di oggi saranno i frati minori conventuali, i francescani qui in Friuli. Ne parlerà il dottor Marco Sicuro, dottorando in storia moderna all'Università di Trieste. Essere più precisi, il nome del dottorato è in storia delle società, delle istituzioni del pensiero, mi pare, che testimonia anche un po', purtroppo, l'accorparsi di vari ambiti disciplinari in ambito umanistico che sempre meno offrono la possibilità di dottorato in quest'area. Insomma. E l'occasione è una pubblicazione da poco prodotta dal dottor Sicuro sui francescani a Porpetto, a Castello di Porpetto. Insomma, ma la conferenza di oggi spazierà anche un po' su quest'ordine in tutto il Friuli e nei vicini Italia. A introdurlo sarà la professoressa Miriam Davide, docente di storia medievale all'Università di Trieste, nonché accademica dell'Accademia San Marco e molte altre cose, insomma, che qui adesso per sintesi non vi dico, a cui lascerei la parola per introdurre, e che ha tra l'altro stilato anche la postfazione del volume del dottor Sicuro. Dicevo che lascerei la parola per introdurre in maniera un po' più dettagliata la figura del nostro relatore e il libro che ha pubblicato da poco. A te, Miriam. Buongiorno a tutti, e non è facilissimo presentare un amico, perché fondamentalmente io Marco lo conosco da quando è stato mio studente in uno dei miei primi corsi all'università, quindi ho un rapporto diciamo così, di lunga data anche. Marco adesso, come appunto hai detto, dicevi, è dottorando all'Università di Trieste, è quasi dottore di ricerca, perché sostanzialmente consegnerà alla fine di novembre il suo lavoro di 3 anni. E quindi è arrivato un po' alla fine di questo percorso non facile. Come hai capito chiaramente dal titolo del nostro dottorato, i problemi ormai in Italia per gli studi umanistici non sono pochi, dobbiamo cercare soluzioni alternative facendo questi dottorati in cui c'è, voglio dire, di tutto di più, ma quasi tutto l'umano sapere, che non rende tutto molto più difficile e complesso, ancora di più di quello che potete pensare. Marco ha sostanzialmente 3 o 4 ambiti di ricerca. La cosa di cui si è occupato di più, almeno inizialmente si era occupato della contea di Gorizia, si era appassionato dei conti di Gorizia quando era nella sua triennale, diciamo così, era iniziato, il suo amore è andato ai conti di Gorizia, ma poi, essendo uno degli allievi di Giacomo Todeschini, come tutti quelli che hanno seguito i corsi di Todeschini, è stato un po' influenzato nelle sue scelte e è finito per studiare francescani ed ebrei, soprattutto il rapporto dialettico che c'è tra queste due realtà, che sono sempre vicine anche dal punto di vista dell'abitazione nelle città in cui risiedono. Poi, avendo studiato ebrei e francescani, è arrivato abbastanza in maniera naturale anche al Monti di Pietà, ovvero ha studiato le diverse forme di credito, diciamo così, che la società del tempo proponeva, e quindi si è occupato di quello che è il rapporto, in qualche modo, tra i francescani da una parte e la società. Ci tengo a dire che Marco non è uno storico delle religioni, è fondamentalmente uno storico della società, è uno storico forse più economico, sicuramente di uno storico religioso, quindi anche il taglio che dà non è il taglio magari che uno si aspetta più tradizionale, ma un taglio un po' diverso. Noi abbiamo pensato un po', per rendere più vivace il tutto, di fare delle domande, che io ponga delle domande a Marco, così magari riusciamo a dare il quadro più generale possibile su tutto quello che è il suo lavoro, ma anche un po' su quelli che sono gli studi di questo tipo.
E la prima domanda che farei a Marco è proprio di inquadrare quello che è il fenomeno dei francescani. Chi sono questi francescani? Quali sono le loro caratteristiche fondamentali? Di dire un po' un qualcosa in più alle persone che più o meno tutti sanno chi è San Francesco, perché io lo so, perché quando si fa la domanda libera agli studenti in triennale, su 10, 8 e soprattutto quelli più alternativi partono sempre da San Francesco, che è quello che un po' parla più al loro cuore, no? Però al di là di questa immagine così un po' dipinta, diciamo, c'è un mondo molto più complesso. Magari se puoi dare un primo inquadramento in modo che chi ci ascolta possa capire di cosa andremo a parlare oggi, sarebbe una buona cosa. Marco, do a te la parola. Grazie Miriam, grazie Andrea, buongiorno a tutti. Sì, come ha giustamente introdotto Miriam, ai francescani ci sono arrivato, diciamo, un po' su spinta del mio maestro Giacomo Todeschini. Peraltro partendo completamente da zero quando ho iniziato la magistrale, perché al di là appunto delle notizie principali su San Francesco, perlomeno come lo si conosce a livello popolare, sapevo ben poco dei frati minori. Diciamo che anche il mio interesse era appunto per la storia della società. Io non sono fondamentalmente appunto uno storico della Chiesa, non sono uno storico delle devozioni, non sono uno storico della spiritualità. Mi interessava principalmente vedere come i frati minori interagivano con le realtà sociali dove appunto si insediavano. Quella che praticamente è diventata la mia tesi di laurea era appunto sui rapporti economici e sociali dei frati minori in Friuli, soprattutto per il periodo medievale, perché appunto io nasco come medievista, alla storia moderna ci sono arrivato in seguito, anche per via del fatto che quando si studiano certe istituzioni o certi fenomeni è un po' difficile rimanere diciamo, circoscritti a un periodo storico come può essere il Medioevo, che poi comunque sempre a livello manualistico si riconosce sempre un alto, un basso Medioevo, un tardo Medioevo e via dicendo. Diciamo che il periodo storico di cui mi sono occupato inizialmente era il 200-400, ossia quando i frati minori si diffondono nei territori del Friuli patriarchino, del Friuli patriarcale, ma anche della contea di Gorizia, e poi passando appunto per la fase trecentesca e soprattutto per la fase quattrocentesca, dove nascono i fermenti, i nuovi ordini degli osservanti, appunto questi rami del francescanesimo che mettono un po' in discussione l'evoluzione che l'ordine ha avuto nel corso del 200-300, quindi questo progressivo allontanarsi dai precetti della regola del loro fondatore, per poi creare contatti e legami con le classi dirigenti, ecclesiastiche ma anche laiche, quindi questi rapporti politici che venivano instaurati con i ceti dirigenti cittadini o con i nobili locali, questi frati osservanti che nascono nel tardo 300 e poi diciamo vengono confermati nel 400, infatti ci sono diverse famiglie dei francescani osservanti che si sviluppano un po' in tutta Europa, per poi arrivare nel 500 tendenzialmente a essere tutti raggruppati in quelli che sono gli observantes de familia, mettono un po' in gioco e in crisi quella che è la struttura dell'ordine, ne contestano appunto l'attaccamento ai privilegi, alle immunità, alle donazioni, ai rapporti politici e quindi cercano di riportare, di fornire un nuovo esempio di modus vivendi e quindi ritirandosi magari in alcuni eremi, tornando di nuovo alla predicazione cittadina, e gli osservanti anche a loro modo in qualche maniera influenzano la società. Ad esempio, appunto per il mio dottorato di ricerca mi sono occupato dei monti di pietà e soprattutto i primi monti di pietà anche in area friulana, ad esempio, vengono istituiti sullo sprone delle prediche degli osservanti. Ovviamente oggi non ci occupiamo degli osservanti, così come non ci occupiamo anche di un altro ramo francescano che è appunto quello dei Cappuccini che nasce nel Cinquecento, ma tendenzialmente ci occupiamo dei conventuali, appunto questo ordine che nasce negli anni 20-30 del 200 e si radica con molta velocità in tutta Italia, ma anche in tutta Europa, anche oltre Alpe,
è che in brevissimo tempo diventa un ordine religioso molto, molto sentito, che ottiene molte adesioni da parte di quelle che sono appunto le classi nobili, le classi borghesi, soprattutto i ceti dei mercanti, dei notai, molti dei quali un po' anche per calcolo, ma sicuramente anche per devozione, perché dobbiamo tenere presente che nel Medioevo le scelte religiose non avevano soltanto un'impronta un'impronta materialista, della serie dotare un convento e farsi protettori di questo convento per poterne amministrare le rendite, ma c'era anche un fattore religioso, un fattore devozionale, quindi si sentiva una certa adesione a una determinata religione, a una determinata regola, a un determinato ordine religioso, e lo si sosteneva. E grazie a questo, naturalmente, i frati ottengono anche diversi patrimoni non solo di beni immobili, ma anche di beni mobili, come possono essere appunto donazioni di denaro per comprare, ad esempio, tutti gli oggetti liturgici, i paramenti sacerdotali, gli ostensori, le croci, i crocifissi appunto da portare in chiesa. Ma in un certo qual senso loro devono fare in modo di riuscire a far collimare quelli che sono i precetti del loro padre fondatore, quindi appunto una sorta di vita povera, di un approccio abbastanza privo di materialità, a quello che invece è tutto un patrimonio che si costituisce nel corso di 2 secoli e che porta le realtà conventuali ad essere delle vere e proprie aziende all'interno degli ambiti cittadini. Perciò nel mio studio della mia tesi di laurea, appunto, mi ero occupato di come i vari conventi in area friulana, nel patriarcato di Aquileia e successivamente nel Friuli, nella patria del Friuli Veneta del 400, come questi conventi si strutturavano, come strutturavano il loro patrimonio, dove era diffuso questo patrimonio e che relazioni avevano appunto con la società. Il contesto storico, ovviamente, quando nasce l'ordine francescano, è un contesto in piena evoluzione, appunto siamo in un periodo di espansionismo delle città, le città irradiano il loro controllo politico ed economico sul territorio circostante. Ovviamente siamo nel pieno periodo della lotta dei comuni cittadini, soprattutto in Nord Italia, contro il potere imperiale della casata degli Hohenstaufen, ricordiamo appunto da Federico Barbarossa fino a Federico II di Svevia. È anche un periodo di grande espansione mediterranea con le crociate, ma soprattutto anche con i traffici commerciali, appunto poi con la formazione dell'impero mongolo, della cosiddetta Pax Mongola, si apriranno anche le vie all'Oriente, no? Abbiamo ad esempio il famoso personaggio di Marco Polo, ma non solo, anche Odorico da Pordenone, che riesce a spingersi fino in Cina a predicare la religione cristiana. E quindi è un mondo in subbuglio, un mondo in movimento, un mondo anche dove effettivamente ci sono i nuovi ceti borghesi, mercantili e altri esponenti della società, come possono essere notai, giudici, comunque le classi medio borghesi, che è anche della piccola nobiltà, naturalmente, non soltanto i medio borghesi, che acquisiscono anche un loro modo di vivere la spiritualità, di vivere la religione, e quindi contestano quello che è sotto gli occhi di tutti, ossia una Chiesa che ormai è super istituzionalizzata, che è a stretto contatto con il potere laico dei sovrani, dei vari casati d'Europa, e naturalmente è una Chiesa molto attaccata ai privilegi e ai poteri temporali. Praticamente il poter esercitare una giurisdizione su un territorio, il poter appunto armare degli eserciti e combattere. Ci sono dei vescovi appunto che indossano anche l'armatura, e ci sono anche diversi patriarchi di Aquileia, ad esempio, che lo fanno. Una Chiesa attaccata poi ai privilegi materiali, alle grandi donazioni di patrimoni fondiari che amministrano come se fossero delle aziende. Di conseguenza, essendosi la Chiesa ormai talmente radicata in questa materialità, queste classi borghesi cominciano a dubitare anche dell'effettiva adeguatezza di molti dei membri della Chiesa,
che vengono praticamente considerati vengono considerati dei signori e non tanto degli uomini di fede. Questo sostanzialmente è il panorama che potrei dire come inizio di radicamento dell'ordine. Allora, tra le altre cose, questo ordine poi si spacca, no, tra spirituali e coloro che sono più vicini alla realtà del mondo, no? E proprio parlando con i miei studenti quasi sempre, non so, questo mi piacerebbe sapere qual è l'idea di chi ci sta ascoltando, perché le persone giovani sono sempre più vicine agli spirituali, a quelli che mettono un po' in discussione, no? Il possesso, le ricchezze, perché è interessante vedere, perché secondo me dipende tutto dall'età, come si vede la vita e come si vedono le esperienze. Una domanda che mi sento di fare è questa, ma nel lavoro che hai fatto, anche già partendo dalla tesi in poi, quali sono le fonti che hai preso in esame? Perché, come saprete, gli storici lavorano su documenti, no? I documenti sono necessari per poter creare qualsiasi tipo di discorso storico reale, non queste fantasie, questo storytelling che adesso va tanto per la maggiore. Anzi, se posso permettermelo, ve lo dico a tutti. E sappiate, fate sempre molta attenzione a chi parla di storie, perché ormai qui parlano di storia tutti, però di storia ne sanno un po' pochi. Quindi fate molta attenzione perché stanno veicolando molti racconti che di storico non hanno nulla, ma le mode del tempo purtroppo fino a quando durano sono anche tante volte negative. Quali sono veramente i documenti su cui tu hai lavorato? Quali sono le fonti che una persona che vuole studiare il mondo dei francescani utilizza nel suo lavoro realmente? Sì, le fonti sono varie e variegate, sono molto numerose, si può spaziare praticamente, adesso vi mostro anche una lista che ho praticamente fatto, si può spaziare dalle agiografie, se appunto ci si vuole dedicare alla vita dei santi, naturalmente ci sono gli atti notarili, che solitamente sono i primi documenti che ci informano su quella che è la presenza di un convento, su quella che è una presenza francescana in un determinato territorio. Gli atti notarili cosa sono? Sono principalmente donazioni dei laici, donazioni di laici ecclesiastici che riconoscono in questo ordine una novità anche positiva per quanto riguarda il rapporto con la religione o anche per una sorta di rinnovamento dell'immagine della Chiesa, che questo è opportuno sottolinearlo, e quindi patrocinano, proteggono e soprattutto dotano i vari membri dell'ordine religioso, i vari insediamenti, perché il convento è una parola che nasce dopo, inizialmente si parla di locus, il locus francescano di Pordenone, il locus francescano di Castello di Porpetto, perché nella regola francescana appunto dei primordi, i frati avevano, diciamo, una predisposizione all'itineranza, non era tanto una sorta di radicamento in un luogo specifico. Perciò questi locus, queste abitazioni, questi piccoli insediamenti sono magari abitazioni che il nobile locale, il notaio, il giudice mette a disposizione dei frati per poterli alloggiare, e quindi di conseguenza la proprietà dell'edificio rimane del nobile, del borghese di turno, mentre i frati possono effettivamente usufruire di questa stazione dove alloggiare, dove pernottare, e possono praticamente muoversi sul territorio con una certa libertà e soprattutto sempre naturalmente autorizzati dall'autorità ecclesiastica, che quindi vuole garantirsi un controllo su quella che è l'attività di predicazione di questi ordini, ma inizialmente riescono a muoversi rispettando anche quella che è la regola di San Francesco, che appunto vuole che i frati non abbiano nessun tipo di proprietà. Quindi gli atti notarili sono essenzialmente una delle fonti principali da cui si può partire. Poi naturalmente una volta che questi frati si radicano e quindi dai primitivi pia loca si passa ai conventi, agli insediamenti stabili, ai monasteri, cominciamo ad avere tutta una sorta di documentazione amministrativa interna, soprattutto anche grazie a quelle che sono le costituzioni che l'ordine dei frati puntualmente redige per autonormarsi. Lo fa soprattutto all'interno di grandi riunioni che si tengono ogni 3 anni, che sono i capitoli generali, e che poi naturalmente
si proiettano anche su quella che è la normativa stabilita nelle varie province dell'ordine francescano, appunto quando ormai l'ordine si radica, diciamo, in tutta Europa, si struttura anche in maniera gerarchica, quindi noi abbiamo i ministri che sono effettivamente questi frati che hanno anche dei compiti amministrativo-burocratici. Abbiamo un ministro generale che è affiancato solitamente alla curia del Papa, ma poi abbiamo anche i vari capitoli all'interno dei quali vengono eletti i ministri provinciali e sotto i ministri provinciali, come può essere il ministro provinciale di Padova, per esempio, abbiamo delle sottocircoscrizioni che vengono definite custodie, e all'interno delle custodie ci sono poi vari singoli conventi amministrati dai cosiddetti padri guardiani, che è appunto il titolo che prende il capofamiglia, anche se più che non è da assimilare tanto a un abate, ma quanto a un confratello che periodicamente o per un determinato periodo di tempo amministra quel determinato convento. Quindi all'interno abbiamo questi registri che sono registri di norme dove vengono appunto trascritte quelle che sono le normative trasmesse dai capitoli provinciali o dai capitoli generali. Abbiamo le copie delle Costituzioni anche, in alcuni casi ci sono pervenute. Abbiamo poi i registri contabili, sono appunto registri talvolta, per quello che ho trovato io ad esempio, ci sono semplicemente liste di beni e di possessi fondiari dove magari non si tratta del fatto che il frate o il convento avesse un determinato terreno che amministrava direttamente. Molte volte si tratta di liste di beni che i donatori avevano legato al convento e quindi questi frati del determinato convento beneficiato avevano delle garanzie, cioè potevano praticamente riscuotere determinati diritti sui terreni, come potevano essere appunto delle rendite, dei censi, che servivano a mantenere la struttura conventuale, slegando quella che è, diciamo, l'amministrazione diretta su un determinato fondo che veniva magari gestito dai coloni del donatore. Quindi abbiamo, diciamo, questo aspetto che è un aspetto un po' particolare ed è sempre comunque in equilibrio tra quella che è la regola della povertà e, diciamo, la sua trasgressione. Poi abbiamo naturalmente le cronache cittadine, ad esempio la cronaca di Salimede de Adam, ma a livello locale abbiamo ad esempio la cronaca di Giuliano Canonico, che è la cronaca di Cividale, ma all'interno della quale troviamo informazioni un po' su tutta l'area del patriarcato di Aquileia dell'epoca. Una fonte che parte dalla metà del 200, arriva ai primi decenni del 300 e ci fornisce notizie molto interessanti anche su quella che è magari la diffusione di questi ordini, non solo i francescani, anche i domenicani, ad esempio, le clarisse troviamo all'interno. Poi, se vogliamo arrivare anche all'età moderna, una fonte interessante, visto che comunque siamo a Pordenone, cioè siamo ospiti dell'Accademia di San Marco di Pordenone, sono i commentari urbani di Giovanni Battista Pomo, che appunto è questa grande cronaca cittadina del Settecento, con però rimandi anche fuori all'ambito pordenonese. Poi, per concludere, diciamo, ci sono naturalmente tutta una serie di processi, di liti, perché appunto avere dei diritti patrimoniali su determinati terreni comporta la fine delle battaglie legali non da poco per mantenere i diritti su quei terreni e su quelle rendite, magari, su quei diritti di riscossione delle rendite. Liti che talvolta riguardano anche fattori esterni all'ambito puramente economico, come può essere la questione legata all'ambito sacerdotale, all'ambito delle messe, all'ambito dei legati che i fedeli destinavano a un convento al momento della loro morte, i lasciti appunto che in punto di morte un fedele destinava al convento dove magari voleva essere sepolto nella determinata chiesa. E questo comporta delle battaglie legali con quello che è il clero secolare, che naturalmente ha dei diritti riconosciuti e dei diritti anche patrimoniali più chiari, più estesi e anche soprattutto più solidi di quelli che sono magari i diritti degli ordini regolari, a cui gli ordini regolari naturalmente devono rispondere perché
fin dal principio la presenza di questi conventi negli ambiti esistenti parrocchiali o plebanali comportava il fatto che i frati minori dovessero riconoscere l'autorità, anche per via della regola francescana, l'autorità del sacerdote, del vescovo locale, per esercitare quella che era la loro missione pastorale, la loro missione spirituale. E questo naturalmente aveva anche la ricaduta economica. Poi, al di là dei processi di queste liti, abbiamo delle interessanti fonti, almeno per quanto riguarda soprattutto i conventi dei territori asburgici, le visite pastorali apostoliche. Ora, ho selezionato più che altro i conventi di area asburgica. Perché? Perché avendo i frati minori delle autonomie rispetto a quello che era l'ambito diocesano, delle immunità che sono state concesse nel corso dei secoli dai pontefici e quindi degli ambiti d'azioni completamente svincolati dall'ordinario diocesano, dai singoli parroci, quando avvenivano le visite pastorali da parte del vescovo o da parte dei suoi vicari, non sempre queste cariche avevano l'autorizzazione ad andare a visitare il convento e praticamente a fare l'indagine su come i frati rispondevano della loro condotta religiosa, di come amministravano la Chiesa e il patrimonio. Per quanto riguarda l'ambito asburgico, diciamo, siamo fortunati perché abbiamo queste visite apostoliche, come ad esempio la visita di Bartolomeo da Porcia del 1570 o la visita di Francesco Barbaro, patriarca di Aquileia, o anche del primo arcivescovo goriziano Carlo Michele d'Attems. Loro sono delle autorità religiose che ottengono praticamente la delega apostolica e possono naturalmente entrare anche nei conventi e ci forniscono delle informazioni molto interessanti sulla struttura della Chiesa, su come viene amministrato il patrimonio, quant'è la rendita del convento, qual è appunto il numero di frati presenti. Sono fonti che il cui ritrovamento, diciamo, è stato molto utile, soprattutto per entrare dentro le stanze di questi frati e capire un attimo come vivevano all'epoca. Per quanto riguarda l'area veneziana, ovviamente non me ne sono occupato più di tanto per l'epoca moderna, perché mi sono concentrato tanto sul convento francescano di Castello, che dal Cinquecento in poi era appunto, rispondeva all'autorità laica degli Asburgo, che avevano una sorta di diritto di gius patronato, e praticamente per l'area veneta le visite apostoliche sono molto di meno. Ce n'è una, ad esempio, negli anni 80 del Cinquecento, che è di Monsignor Cesare De Nores, e quella ci fornisce delle informazioni interessanti anche sugli altri conventi, Udine, Cividale e via dicendo. Per l'area asburgica, essendo per molto tempo i territori dell'ex patriarcato di Aquileia, di area asburgica, un'entità particolare, perché siccome dal 400 in poi i patriarchi di Aquileia sono praticamente tutti patrizi veneziani, gli Asburgo, che non riescono più in qualche maniera ad avere un diritto di nomina su questa figura vescovile, praticamente chiudono i cancelli alle autorità inviate dai veneziani e quindi l'area del Goriziano, per intenderci, rimane abbastanza esterna al controllo della vita regolare religiosa ed ecclesiastica. Perciò, di conseguenza, per poter accedere a questi territori era necessario che il visitatore avesse un mandato superiore all'autorità diocesana, come poteva essere appunto il mandato apostolico. Questo per fare una grande sintesi di quello che è necessario trovare per ricostruire le vite di questi insediamenti. Come è chiaro che una documentazione così ricca risponde alla fortuna che ha avuto l'Ordine dei Mendicanti, non solo qui ma un po' in tutta Europa. Secondo me sarebbe bene, Marco, che tu facessi un po' una panoramica di quali sono in effetti i conventi che noi abbiamo in Friuli, perché io penso che più o meno tutti, se una persona normale venisse chiesto un luogo francescano in Friuli, verrebbe in mente Gemona del Friuli, che si dice, almeno così narra la tradizione, che
era stato costituito proprio da Sant'Antonio, da Padova. Ma ci sono tante realtà, alcune anche che io francamente non conoscevo, come quella di Fagagna. Ci sono tante realtà anche nel Friuli, non solo nel Friuli orientale, ma anche nel Friuli occidentale, che magari anche sono poco note. Quindi ti chiederei di fare un po' una panoramica di quali sono appunto i conventi, in quali località si sono sviluppati, se hanno più o meno avuto fortuna poi nel corso dei secoli. Così, un affresco, ecco, se fosse possibile, per chiarire chi ci ascolta dove ci sono state attestazioni di francescani in Friuli. Sì, diciamo, le presenze francescane sono abbastanza numerose. Se prendiamo appunto il primo secolo dell'ordine, noi abbiamo le prime sparute notizie in un arco di tempo che va dagli anni 20 agli anni 30 del 200, dove lì appunto le presenze sono ancora itineranti. Poi dalla fine degli anni 20, quando appunto la tradizione vuole che venga fondato il convento di Gemona appunto dalla presenza di Sant'Antonio, successivamente cominciano a fioccare i documenti d'archivio che ci testimoniano che già in un determinato anno esisteva un convento, già in un determinato anno i francescani erano attivi in una zona. Diciamo che per il primo secolo, dagli anni 30 del 200 fino al primo decennio del 300, i conventi nella nostra regione, diciamo nella nostra attuale odierna regione Friuli, sono praticamente 8. Il primo, secondo la tradizione, sarebbe Gemona, appunto, fondato da Sant'Antonio, secondo appunto la leggenda agiografica. Poi la tradizione vorrebbe anche che il convento di Gorizia fosse stato fondato da Sant'Antonio nel 1225, ma naturalmente non ci sono fonti dirette su questa attestazione. Sappiamo che i primi documenti notarili, ad esempio, risalgono agli anni 20 del 300. Poi successivamente abbiamo conventi che diventeranno dei conventi abbastanza importanti anche nel corso del Medioevo, come può essere appunto Cividale che appunto all'epoca era anche una delle sedi della corte patriarcale, così come poi lo diventerà anche Udine dalla metà del 200. Appunto Udine, il convento di Udine, ma poi anche nella destra Tagliamento ci saranno i conventi di Polcenigo, di Portogruaro. Vicino a Udine sorgerà il convento di Villalta alla fine del 200 e nella bassa pianura friulana, al di sotto della linea della cosiddetta Stradalta, ci sarà appunto il convento di Castello di Porpetto. In seguito mostro un po' di immagini anche perché così possiate vedere qualche lacerto di questi insediamenti. Questa appunto è la primitiva chiesetta che oggi si trova all'interno della chiesa di Sant'Antonio di Gemona, dove appunto la tradizione vuole che Sant'Antonio la facesse costruire. Ovviamente queste informazioni ci vengono dalle agiografie, soprattutto anche dagli Annales Minorum di frate Lucas Wadding, che sono delle opere appunto agiografiche scritte all'interno dell'ordine francescano tra 6 e 700. Poi ad esempio questa è la zona dove sorgeva il convento di Sant'Antonio di Gorizia. Oggi naturalmente rimane soltanto il chiostro e hanno anche adibito dei ristoranti al piano terra, come potete vedere. Poi naturalmente ci sono i conventi di Cividale, il convento di Cividale che, così come lo possiamo vedere in questa foto, risale al tardo 200, primo 300, poiché all'inizio della loro esperienza cividalese i frati si insediano al di fuori delle mura, poi solamente in seguito, dopo una quarantina d'anni, riescono in qualche maniera a entrare all'interno delle mura e a costruire la loro chiesa, che ancora adesso porta il loro nome, dedicata a San Francesco. Conventi per la maggior parte dei quali subiranno le soppressioni settecentesche appunto in un'epoca di riforme e di ristrutturazione delle
degli ordini religiosi regolari della Chiesa all'interno degli stati dell'età moderna, come la Repubblica di Venezia. Poi abbiamo Udine, appunto questa penso sia una delle chiese più conosciute, peraltro oggetto da poco di uno studio a più mani realizzato dall'Istituto Pio Paschini. È la chiesa che peraltro ospita un interessante affresco dedicato degli interessanti affreschi dedicati al Beato Dorico da Pordenone, all'interno del cui convento il Beato morirà appunto nel gennaio del 1331, dopo essere ritornato dalla sua missione in Cina. Poi, naturalmente, non potevo non inserire il convento di Pordenone, che è un convento che rispetto agli altri è piuttosto tardo, perché nasce soltanto nel 400, nella prima metà del 400, ed è un convento di cui diversi studi appunto sono stati svolti da degli accademici dell'Accademia di San Marco, che ho avuto il piacere di leggere nel corso di questi anni. Poi si passa naturalmente ce ne sono altri, ci sarebbe il convento di Polcenigo, il convento di Sacile. Ovviamente non ho inserito tutta la lista, ho fatto un campione e diciamo questa è una panoramica molto schematica, molto sintetica di quelli che sono i conventi, dei tratti conventuali, perché poi naturalmente nel corso dell'età moderna ci saranno anche dei conventi fondati dagli osservanti, San Giorgio in Vado a Cividale per esempio, San Francesco della Vigna a Udine, ci sarà anche il convento delle Grazie a Gemona e a Portogruaro anche ne sorgerà un altro, i conventi cappuccini che sorgeranno a Udine, a Cividale e a Gorizia. Però appunto non occupandomi anche in sede di questa conferenza e anche nelle mie ricerche nella sostanza della struttura di questi due ordini, diciamo che ho voluto fare una campionatura molto schematica. Bene, vediamo proprio quello che è un po' l'argomento anche della nostra conferenza, il convento di Porpetto. Innanzitutto spiego un po' a chi ci ascolta dov'è Porpetto, perché non so se tutti lo sanno. E come mai hai studiato proprio il convento di Porpetto? Come era organizzato questo convento? Perché sei arrivato a scegliere una realtà di cui francamente si sapeva molto poco e che ha permesso proprio con questo lavoro di dare, secondo me, numerose informazioni in più su una realtà, anche su una zona che non so bene per quali motivi in Friuli non è tanto studiata. Se puoi dire il perché sei arrivato a Porpetto e spiegando dov'è giustamente Porpetto, la cosa più importante, perché ricordo, siamo online ma siamo nella destra pordenonese, quindi è bene ricordare di cosa si sta parlando. Certo, beh, diciamo che ci sono arrivato un po' per caso, la casualità della vita. In parte perché comunque, innanzitutto spieghiamo dov'è Porpetto. Ecco, partiamo dalle coordinate geografiche. Porpetto è praticamente un comune, un paese della bassa pianura friulana che si trova praticamente vicino a Palmanova, a 5-10 minuti da Palmanova, sotto quella che è la cosiddetta linea delle risorgive, che appunto corre lungo i paesi della cosiddetta strada napoleonica, anticamente chiamata Strada Alta. È un luogo di risorgive, principalmente nella zona dell'abitato di Gonars a sud, dove ci sono ancora i beni comunali, peraltro diciamo vicino a casa mia, perché appunto sono di Gonars. Nasce questo fiume di risorgiva che è il fiume Corno e lungo il suo bacino si arriva fino alla laguna di Marano praticamente. Durante l'età moderna questo territorio, quindi a partire dai paesi dell'attuale comune di Gonars, che sono praticamente Ontagnano, Fauglis, Gonars, si scende giù fino a Carlino, a Maranutto. Tutta quest'area in epoca moderna era praticamente un'isola giurisdizionale asburgica in territorio veneziano, frutto di quelle vicende politiche che all'inizio del Cinquecento scombussolano la Repubblica di Venezia, che appunto si vede invasa dalle truppe dell'imperatore Massimiliano d'Asburgo e successivamente anche del nipote Carlo V, e quindi porta a una serie di battaglie, di guerre, di conquiste del territorio
che al momento della pace, col concordato di Worms e in seguito anche con le ratifiche a Trento nel 1535, porterà alla nascita di questo confine a macchie di leopardo, dove praticamente è come il gioco delle scatole cinesi, ci saranno territori veneziani all'interno di ambiti asburgici, territori asburgici all'interno di ambiti veneziani, creando praticamente un marasma politico, diplomatico e confinario che durerà praticamente fino a Napoleone, quando praticamente tutto questo territorio sarà, dopo Campoformido, donato, lasciato, diciamo, ceduto all'Austria, con grande gioia di Ugo Foscolo, naturalmente. Ecco, qua ho inserito una mappa del catasto austriaco del 1843, che appunto ci mostra il comune censuario di Porpetto, di cui appunto fanno parte Castello di Porpetto, Corniolo e Pampaluna. Quello che vedete appunto nell'immagine è l'abitato di Castello, con il fiume Corno appunto che lo attraversa e lo divide in due appunto, e ho segnalato sulla mappa quelli che sono due edifici, diciamo gli unici due edifici di valore storico, architettonico, artistico ancora presenti nell'abitato, che sono appunto il palazzo della famiglia Frangipane, che fu la famiglia giusdicente e feudataria del paese, e la chiesa e il convento di San Francesco. All'epoca il convento c'era ancora e sorgeva appunto a sud, prospiciente alla chiesa. Giusto per far vedere anche com'è la situazione attuale, come potete vedere in quest'altra immagine, questa è presa naturalmente da Google Maps, in rosso è indicato appunto l'edificio del Palazzo Frangipane, che peraltro ci sono dei progetti di ristrutturazione, sarebbe molto interessante vedere compiuti. Poi la chiesa di San Francesco, naturalmente privata del convento, perché il convento è stato demolito nella seconda metà del Novecento, mentre in giallo, a nord dell'abitato, era l'area dove sorgeva l'antico castello, il castello appunto della famiglia detta dei Di Castello, successivamente dal 400 in poi Frangipane. Questo è, diciamo, l'ambito che sono arrivato a studiare, e sono arrivato un po' per caso, perché parlando con gli amici dell'associazione culturale Ad Undecimum di San Giorgio di Nogaro, nel 2017 c'era stata proprio a Castello una cerimonia con anche la fissione, la realizzazione di una targa affissa appunto sulla chiesa di Castello, dove si celebrava i 700 anni dal passaggio di Odorico da Pordenone a Castello di Porpetto. Come sappiamo appunto dalla storia, dagli studi anche del professor Andrea Tilatti, che ha studiato nel dettaglio la figura di questo beato, Beato Dorico da Pordenone, sono ben pochi i documenti della sua vita reale. Molto di quello che sappiamo deriva appunto o dalla sua relazione sul suo viaggio in Oriente, che ha scritto e che ha dettato a Padova nel 1330 al confratello Guglielmo da Solagna, oppure sappiamo dalle agiografie che all'interno dell'ordine francescano sono state scritte dal 300 in poi. Perciò della sua vita reale sappiamo ben poco, anzi, come appunto spiega il professor Tilatti, ci sono rimasti soltanto 3 documenti notarili che certificano che tra il 1316 e il 1318 il Beato Dorico era presente al convento di Cividale, al convento di Castello di Porpetto e al convento di Portogruaro. Peraltro al seguito di Artico di Castello, che era il capofamiglia appunto di Castello dell'epoca, questi nobili molto importanti nella storia del patriarcato di Aquileia, e successivamente Artico di Castello, appunto da canonico, diventerà anche vescovo di Concordia, perciò un personaggio di rilievo nella storia del Friuli del 300, in stretto contatto con i patriarchi di Aquileia, con i conti di Gorizia, insomma un personaggio di rilievo. E quindi in quell'occasione, considerato il fatto che anche a livello divulgativo si sapeva ben poco di questo convento e che gli unici scritti, diciamo, sono risalenti alla fine dell'Ottocento,
Poi ci sarà il grande lavoro di padre Antonio Sartori, che appunto raccoglierà i documenti in 2 volumi abbastanza corposi, dove appunto lui raccoglie i regesti degli atti dei vari archivi francescani di tutto il Triveneto. Padre Antonio Sartori riprende la pubblicazione di Luigi Frangipane, scritta nel 1885, riportando le notizie che Luigi Frangipane conosceva del convento, che comunque erano abbastanza schematiche, e approfondirà con alcuni scavi archivistici nell'archivio del Santo a Padova, trovando una serie di informazioni abbastanza sparpagliate e scarne a partire dalla fine del 200, dal 1290, prima menzione del convento, fino alla sua soppressione presunta avvenuta nel 1771. In realtà poi ho scoperto che il convento non è stato soppresso in quell'anno, però queste sono, diciamo, le fonti principali da cui io sono partito, e soprattutto fonti che io ho fatto presente agli amici della Undecimum, appunto, per iniziare la ricerca. Grazie a questo l'amministrazione comunale di Porpetto è venuta a sapere di questo mio interesse e appunto mi ha commissionato questo lavoro di ricerca, che poi ho portato avanti dal 2017 per 2 anni e mezzo, scrivendo poi questo libro che in qualche maniera ricostruisce le vicende principali dal punto di vista istituzionale e socio-economico della vita dei frati dell'epoca. Un convento, peraltro, di cui, secondo la tradizione interna all'ordine francescano, sembrerebbe essere stato fondato direttamente da San Francesco nel 1217. Ovviamente non ci sono fonti dirette di questa attestazione, ma all'interno di alcuni liti, di alcuni processi che i frati minori di Castello avevano avviato con i conti Frangipane, appunto sempre nell'ambito di quella che è la gestione del patrimonio, la gestione dei diritti e via dicendo, per dare un alone di importanza e di antichità a questo insediamento, questi frati arrivano a testimoniare nei processi che il convento venne fondato nel 1217 da San Francesco stesso. Poi a distanza di un secolo, noi cioè dal 600, la prima attestazione avviene nel 600, in un processo del 1626. Poi, a distanza di 100 anni, nel 700, noi ritroviamo di nuovo questa informazione in alcuni trattati scritti dai francescani che raccontavano la storia dei vari conventi presenti nel Goriziano. E questa informazione viene un po' ripresa, sempre anche con un margine di dubbio, però entra nella storia. Questo fatto viene non dato per assodato, ma è un'informazione che il francescano che scrive questa storia riporta. Ed è quindi interessante vedere come magari un senso di coscienza interno dei frati presenti all'interno di questo convento, che anche per far fronte a quelle che possono essere le difficoltà di vita all'interno di questa realtà e soprattutto a quelle che possono essere le difficoltà giuridiche dovute appunto ai vari poteri locali che magari contrastavano l'azione del convento, mettevano in dubbio determinati diritti sui beni che il convento aveva sparsi sul territorio. Questi frati praticamente arrivano a riconoscere un'identità, un'antichità di questo convento per creargli una storia, per creargli una struttura praticamente. Tant'è vero che queste sono le prime informazioni, dopodiché fino al 1290 noi non abbiamo effettivamente un documento che sia autentico della effettiva presenza. Il primo documento che certifica la nascita di questo convento è un testamento, peraltro arrivatoci in copia, conservato a Spilimbergo, nell'archivio parrocchiale, ed è il testamento di Walter Bertoldo di Spilimbergo, che è appunto questo nobile molto ricco, molto potente, che alla fine del 200 fa redigere il suo testamento ed effettua donazioni e lasciti benefici a un sacco di realtà assistenziali e religiose, tra cui anche il locus di Castello di Porpetto. Dopodiché, appunto, altre informazioni per l'epoca medievale sono abbastanza scarne, perché il problema è che a un certo punto il convento viene anche demolito, viene anche distrutto in occasione di una guerra, e quindi molti documenti probabilmente sono andati perduti in quel frangente.
Perciò le informazioni che noi abbiamo sono frutto anche della volontà dei Frangipane nel Settecento di reperire, di cercare negli archivi della regione, negli archivi del territorio, quanti più documenti possibili, dai notai, dagli archivi ecclesiastici, e quindi riportarli in trascrizione nei fondi del loro archivio. E oltre a questa manciata di documenti, che possiamo definire una dozzina, non di più, ci sono dei fortunati ritrovamenti in cui mi sono imbattuto, grazie a Dio, negli archivi goriziani. E in questo caso però parliamo di pergamene autentiche, tra cui peraltro anche un interessantissimo registro, un inventario di sacrestia del 400, che peraltro ci riporta anche uno schema di quelli che erano i beni fondiari del convento alla metà del 400. Proseguendo appunto per spiegare quelle che sono le informazioni trovate in questi pochi documenti, sappiamo appunto della presenza del Beato Dorico a Castello, e lo troviamo appunto in un atto notarile del notaio Simone Simonutti di Gemona, che era un notaio che stava al seguito della famiglia dei Di Castello. Poi un altro documento rinvenuto nell'archivio arcivescovile di Udine, che è sempre un notarile, abbiamo praticamente la prima menzione della chiesa nel 1325. Una chiesa che probabilmente, la cui costruzione probabilmente è iniziata anche 2 decenni prima, non sappiamo per certo, però sappiamo che negli anni 20 del 300 la chiesa esisteva. Non sappiamo se convento e chiesa sorgessero dove sorge l'attuale chiesa, anche perché quella che noi vediamo nell'immagine che io sto proiettando è la chiesa così come si presenta nella sua ristrutturazione 7-800esca. Perciò prima della distruzione del 1351 del convento, noi non sappiamo effettivamente se l'insediamento iniziale sorgesse in quel determinato ambito o se fosse stato edificato in un'altra parte del paese. Perché viene distrutto il convento nel 1351? Viene distrutto perché i membri della famiglia dei Di Castello avevano partecipato alla congiura contro il patriarca Bertrando, e di conseguenza il suo successore, Niccolò di Lussemburgo, fratellastro dell'imperatore Carlo IV, aveva naturalmente avviato tutta una sorta di vendetta nei confronti, di giustizia, possiamo dire, giustizia più che vendetta, nei confronti di tutti i congiurati, o perlomeno di quelli sacrificabili, perché naturalmente certi non furono toccati, come ad esempio gli Spilimbergo, perché comunque erano in relazioni con i duchi d'Austria, e Carlo IV, il fratello del patriarca, aveva tutta l'intenzione che gli Asburgo fossero suoi alleati, perciò di conseguenza alcuni nobili che hanno partecipato nella congiura non furono toccati, mentre i Di Castello subirono praticamente delle mazzate incredibili, dove oltre alla distruzione dei castelli che possedevano a Tarcento Superiore, a Tarcento Inferiore e a Castello, si videro praticamente demoliti anche il convento di cui presumiamo che il gius patronato fosse della famiglia, appunto. Il convento viene poi ricostruito negli anni 80 del 300, da cui riprendono le donazioni e i documenti i documenti superstiti. Ovviamente questa sì è l'immagine del Beato Dorico, però passiamo oltre. Ecco, per quanto riguarda invece la comunità interna dei religiosi, noi non abbiamo purtroppo informazioni prima dell'età moderna. E come vi dicevo prima, noi queste informazioni le reperiamo principalmente da quelle che sono le visite apostoliche, che Bartolomeo da Porcia, in seguito Francesco Barbaro, e ancora dopo l'arcivescovo Carlo Michele d'Attems, faranno appunto alla realtà conventuale di Castello. Era una realtà molto piccola, possiamo dire, perché in totale non ci sono mai stati più di 4-5 frati. In certi casi ne troviamo 6, ma diciamo il sesto frate è in visita, non è residente stabile, e sono frati che provengono un po' da tutta Italia. Naturalmente li troviamo sempre provenienti dal Veneto,
li troviamo anche dall'Italia centro-settentrionale. Ad esempio nel Cinquecento sappiamo che il frate Guardiano e il suo compagno erano abruzzesi. Successivamente, quando il convento verrà in qualche maniera traslato dalla provincia francescana di Padova alla provincia francescana di Stiria, lì vediamo un cambiamento all'interno della comunità dei frati, perché cominceranno a esserci sempre più frati di origine slovena, tedesca, carniolina, carinziana e via dicendo. Perciò notiamo questo cambiamento, che è dovuto anche alle politiche giurisdizionaliste della casata Asburgo nel periodo tra Maria Teresa e Giuseppe II. E questa è in sostanza la struttura conventuale e del numero dei religiosi. Volevi che dicessi anche qualcos'altro? No, io quello che stavo pensando mentre ti stavo ascoltando è quale tipo di rapporto ha un convento di questo tipo con una casata come quella dei Frangipani di Castello. Mi viene più da chiamare di Castello perché, scusate, sono medievista, li conosco come di Castello, soprattutto a Tarcento. E mi chiedo come sia un rapporto che è del tutto incentrato sul giuspatronato di fatto, per cui immagino ci siano anche dei problemi di tipo amministrativo-economico tra la realtà conventuale da una parte e una casata che comunque con varie vicissitudini rimane una delle casate importanti friulane, sicuramente una delle più importanti della zona, diciamo così, da Udine verso la bassa. Ed è una casata che ha dei rapporti con casate ancora più importanti nel corso dell'epoca moderna. Quindi mi chiedo come riesca in qualche modo a barcamenarsi un convento che rimane una realtà piccola, comunque con un numero, almeno da quello che stavi dicendo, di confratelli non elevato, non più di 5. Hai trovato informazioni che siano in più rispetto alla volontà di Frangipane, se non altro di controllare il convento, perché se fare questa redazione appunto di questi documenti in cui sono certificati tutti i beni della comunità, forse c'è anche qualcos'altro dietro questa volontà, no? Anche di comando, comunque di indirizzo da parte della casata. Quello sono interessata a sapere. Sono curiosa più che altro. Certo, allora faccio scorrere le immagini. Questa è la lunetta d'ingresso del convento, e questa invece è la pala d'altare, appunto, del pittore Anton Zebei. Diciamo appunto, come hai sottolineato tu, c'è il rapporto di giuspatronato che regola le relazioni fra i di Castello Frangipane e i frati del convento. Noi queste informazioni sul giuspatronato le abbiamo soltanto dal Cinquecento in poi, e sono praticamente documenti dell'archivio Frangipane, archivio che ho avuto la fortuna e il privilegio di consultare. Io direi il privilegio, perché forse Marco è qualcuno che è già andato nell'aldilà, è riuscito a vedere questo archivio, quindi penso un enorme privilegio, perché è un archivio privato e, come sapete tutti, gli archivi privati, proprio per il fatto stesso di essere privati, raramente sono accessibili agli studiosi, purtroppo, per cui è una fortuna poter vedere una documentazione in larga parte inedita. No, è vero, infatti, diciamo che in questa documentazione relativa al giuspatronato noi troviamo documenti in copia dal 300 fino al 400, e poi autentici originali dal 500 fino alla metà del 600. Anche perché il giuspatronato non resta sempre in mano ai Frangipane, anticipiamo questa cosa. Noi sappiamo che i Frangipane avevano il cosiddetto ius presentandi, che era appunto la caratteristica del giuspatronato, ossia la famiglia nobile che aveva istituito un'entità religiosa, una chiesa o un convento, aveva la possibilità di presentare i candidati alla guida di questa chiesa, di questo beneficio. Ovviamente doveva presentarlo all'autorità competente, ecclesiastica o religiosa, per ottenere l'approvazione. Noi abbiamo un sacco di esempi di giuspatronato, di chiese secolari, di
di diocesi o via dicendo. Ne abbiamo veramente pochi a livello di studio sugli ordini religiosi. Anzi, devo dire, da quello che ho potuto consultare, ben pochi, quasi nulla, soprattutto per la nostra regione. Mentre per presentare, ad esempio, i Frangipane avevano il giuspatronato anche sulla Pieve di Porpetto, soprattutto dal 1512, anno in cui il Papa Leone X glielo concede attraverso un diploma, attraverso una bolla. Quindi praticamente i Frangipane dovevano presentare il candidato alla Pieve al Patriarca di Aquileia e ottenere l'approvazione da parte del Patriarca. Per quanto riguarda invece il convento, le relazioni nel Cinquecento funzionavano in questa maniera. I Frangipane volevano presentare un candidato alla guida del convento, si rivolgevano al ministro provinciale di Padova. E c'è appunto questo carteggio, che però non è un carteggio a senso unico, della serie. I Frangipane volevano eleggere un guardiano, scrivevano al padre provinciale, ma talvolta era anche il padre provinciale che, sapendo che doveva essere scelto un nuovo guardiano, scriveva ai Frangipane raccomandando alcuni dei frati presenti nel capitolo. E quindi c'è questa relazione a doppio mandato, in doppia direzione. Talvolta in questa relazione si intromettono anche gli Asburgo, perché soprattutto, come dicevo, da quando il Friuli, da quando Venezia conquista la patria del Friuli e quindi di conseguenza tutte le aree slovene e carinziane del patriarcato rimangono in mano agli Asburgo, e gli Asburgo hanno sempre meno potere di presentare dei candidati alla cattedra vescovile di Aquileia, gli Asburgo si chiuderanno un po' a riccio, quindi cercheranno di evitare sempre di più le ingerenze da parte delle autorità vescovili, che però naturalmente sono un riflesso di quella che è il ceto dirigente veneziano, il patriziato, no? E quindi questo si riscontra un pochettino anche nell'ambito religioso, nell'ambito degli ordini regolari. Inizialmente non è un problema, i Frangipane dialogano tranquillamente con i padri provinciali di Padova, tant'è vero che poi anche i Frangipane sono uno di quei tanti casati che in età moderna ha delle giurisdizioni e dei feudi tanto sotto Venezia, tanto sotto gli Asburgo, quindi di conseguenza sono abituati a vivere e a esercitare le loro prerogative a cavallo di un confine. Diversamente la pensano gli Asburgo. Gli Asburgo naturalmente ogni tanto troviamo delle lettere dove l'arciduca d'Austria, perché all'epoca appunto la giurisdizione di Castello di Porpetto cadeva sotto il capitanato di Gradisca, che era appunto un distretto della più ampia contea di Gorizia e soprattutto dell'Austria interiore. Gli Asburgo dell'Austria interiore, di conseguenza l'arciduca Carlo II, uno dei nipoti di Carlo V, si intrometterà più volte per consigliare dei suoi candidati. Inizialmente è soltanto una proposta che l'arciduca fa, non è una misura coercitiva, nel senso i Frangipane non si sentono costretti a rispondere di sì all'arciduca. Talvolta lo assecondano, talvolta no. Nel 600 la cosa cambia. Nel 600 ormai si fa, dopo la guerra di Gradisca del 1615, 1617 e 18, la chiusura degli Asburgo nei confronti dei patriarchi veneti è ancora più accentuata. E di conseguenza, anche dal punto di vista degli ordini regolari, gli Asburgo diventano più esigenti per quanto riguarda la concessione dei benefici ecclesiastici e religiosi. E appunto noi troviamo in certe lettere dei Frangipane che rispondono ai ministri provinciali, che propongono dei candidati del capitolo provinciale di Padova, i Frangipane sono costretti a rispondere: guardi, caro padre, ci dispiace, volentieri avremmo accettato il candidato che lei propone, ma la ragion di Stato e il nostro Signore, quindi l'imperatore Ferdinando, hanno deciso diversamente. E quindi noi abbiamo questa chiusura che inizialmente non significa anche un cambiamento della nazionalità dei frati,
perché troviamo ad esempio anche diversi frati che vengono, che so, da Fabriano, dalle Marche, troviamo ad esempio anche un frate che è della casata degli Este, quindi un frate di origine nobile. Abbiamo anche un altro padre guardiano che viene da Palmanova, da Palma, quindi Palma, fortezza veneziana, quindi c'è ancora una sorta di permeabilità del confine. Quando poi si arriva nel Settecento, quindi sotto Carlo VI d'Asburgo, sotto Maria Teresa e successivamente sotto Giuseppe II, questa chiusura invece diventa ermetica. Gli Asburgo a quel punto pretendono, e soprattutto gli Asburgo ormai dal 600 in poi sono diventati titolari del gius patronato perché lo hanno sottratto ai Frangipane, sono loro che decidono chi mettere a capo del convento e soprattutto a fare in modo che questi frati relazionino sempre di più la loro amministrazione dal punto di vista sia religioso sia dal punto di vista economico a quelli che sono gli ufficiali di Stato, ossia al capitano di Gradisca e agli stati provinciali. Infatti molte fonti del convento per quest'epoca moderna le ritroviamo appunto negli atti degli stati provinciali di Gradisca e anche di Gorizia, che erano appunto questi organismi parlamentari che governavano, erano espressione del ceto dirigente delle contee di Gorizia e Gradisca e di conseguenza amministravano anche la materia religiosa, perlomeno sotto gli aspetti fiscali, patrimoniali e amministrativi, e di conseguenza i frati non soltanto devono rispondere a quelli che sono i ministri provinciali, magari di Stiria, della provincia francescana di Stiria, non soltanto devono rispondere all'autorità ecclesiastica, quindi all'arcivescovo di Gorizia o ai suoi arcidiaconi, quando magari intervengono come giudici di pace, ma devono rispondere anche agli ufficiali laici. E soprattutto nell'epoca moderna, dal 600 al 700, noi sappiamo che il convento era tassato, così come era tassato il convento di Gorizia, come era tassato il convento di Trieste, perché la tassazione doveva servire, gli enti religiosi erano tassati, magari in forma minore rispetto ai laici, ai patrimoni laici, ma erano tassati per rispondere a esigenze di necessità pubblica, ad esempio per finanziare il seminario come scuola appunto religiosa che era stato istituito a Gradisca nel 600. Quindi il gius patronato è un diritto che passa di mano in questi secoli. Si parte con appunto i Frangipane. Noi sappiamo che dal 500 loro lo esercitavano fino al 1626, anno in cui gli Asburgo appunto glielo sottraggono. Possiamo presumere che i Frangipane e i Di Castello lo avessero anche prima, considerato che la dotazione del convento nel 3-400 viene quasi esclusivamente da membri del casato o da affiliati. E soprattutto sappiamo che non soltanto il patrimonio fondiario, ma anche determinati oggetti liturgici come un messale, come un Vangelo o come ad esempio altri oggetti liturgici portavano l'arma dei Di Castello. Così anche il primo registro contabile del convento. Se noi vediamo la coperta di pelle, è un registro del 400, e chiaramente lo stemma che si trova sulla coperta è della famiglia dei Di Castello. Quindi possiamo presumere, non dico dichiarare, ma presumere che il gius patronato fosse fin dai principi dei Di Castello. Anche perché se no non si spiegherebbe la distruzione del convento nel 1350, diciamocelo. Poi appunto si passa al gius patronato degli Asburgo, dove appunto le nomine, dove sono gli Asburgo che dialogano con i provinciali di Padova per la nomina dei guardiani del convento, ma non soltanto del convento di Castello, anche del convento di Gorizia, perché anche Gorizia faceva parte della provincia di Padova, salvo poi a metà del 600 essere traslata nella provincia di Stiria. Praticamente poi nel 1647, quando il capitanato di Gradisca verrà elevato a contea principesca da parte dell'imperatore Ferdinando III d'Asburgo, perché? Perché ha bisogno naturalmente di denaro per finanziare le battaglie dell'allora guerra dei 30 anni, e quindi si rivolgerà a uno dei suoi più cari amici banchieri, della famiglia Eggenberg stiriana.
farà in modo di dargli in cambio uno Stato autonomo con diritto di seggio nel Parlamento imperiale, ed è uno Stato costruito a tavolino che è appunto la contea di Gradisca, contea principesca di Gradisca. Di conseguenza tutto il territorio del capitanato di Gradisca, con tutti i diritti che esistevano prima, i diritti di riscossione delle imposte, le giurisdizioni, il controllo dei feudi e soprattutto anche il giuspatronato sugli enti religiosi e le chiese, tutto il pacchetto completo viene trasferito dagli Asburgo agli Eggenberg e rimarrà degli Eggenberg per 70 anni. Tant'è vero che anche gli Eggenberg all'inizio del Settecento, quando dovranno far valere i loro diritti di giuspatronato e quindi difendere il convento da quelle che sono le pretese del patriarca di Aquileia o di altri nobili locali, sarà il principe Eggenberg a intromettersi e a fare da cuscinetto, rivendicando quello che è appunto un diritto di sua spettanza. All'estinzione della dinastia Eggenberg nel 1717 tutto ritorna in mano degli Asburgo e resterà tale fino alla soppressione del convento nel 1785. Senti Marco, una cosa che penso sia un po' chiedono tutti, no? Alla fine del Settecento viene soppresso il convento. Quello che mi interesserebbe sapere è che memoria è rimasta a livello locale, ovvero quale consapevolezza hanno avuto gli abitanti di Porpetto di aver avuto nella loro storia un convento, di aver ospitato un convento nella comunità. C'è stata una memoria, questa volontà di far scrivere un libro su questo passato, una cosa recente, una cosa sentita, di cui si sentiva dire, la necessità, era un qualcosa di cui si parlava nel corso anche del secolo precedente, o qualcosa negli ultimi anni? Perché, insomma, le soppressioni lasciano tracce diverse dopo di sé, dipende dalla realtà in cui sono state effettuate, dalle motivazioni che sono alla base, e quindi è sempre difficile capire poi la memoria di una realtà come quella conventuale, in una comunità anche piccola come quella di Porpetto. Beh, ecco, quello che ho trovato in questa situazione è una comunità che non vedeva l'ora che questa storia venisse scritta. Prima cosa, questo da dire. Ho avuto la fortuna di conoscere delle persone meravigliose che mi hanno ospitato in casa, mi hanno raccontato tutto quello che era la loro memoria, che era è una memoria tramandata peraltro, perché sono generazioni che si passano queste storie in famiglia, e tutti conoscevano qualche aneddoto sulla storia di questo convento. Chi sapeva che era un convento dei Frangipane, chi sapeva che durante le processioni pubbliche i frati menavano le mani con il pievano, perché io alla fine questi processi li ho trovati, è stata una cosa bellissima riuscire a trovare la fonte che riporta, o perlomeno che certifica e attesta quello che a livello di coscienza popolare era conosciuto. E proprio si parla anche di fatti a livello di memoria popolare, dove queste processioni venivano interrotte dal pievano e capitava appunto che i cortei si prendessero a legnate con le croci a stili. Ora, non ho trovato proprio questo nei documenti, però certi fatti dove le processioni venivano interrotte e dopo si andava a processo davanti a un ufficiale religioso o un ufficiale laico, io queste le ho trovate ed è stato veramente entusiasmante. Poi la cosa altrettanto interessante è che la popolazione di Castello, ma non solo di Castello, anche dei paesi del circondario, soprattutto diciamo dei paesi che facevano parte di quell'enclave austriaca di cui ho detto in precedenza, appunto, quella della zona delle paludi del fiume Corno. È interessantissimo perché le popolazioni locali, soprattutto nel Settecento, quando arriva questo padre guardiano stiriano, ex confessore delle milizie dell'imperatore, che inizia praticamente a ristrutturare la vecchia chiesa, che ormai è cadente, il patrimonio amministrato male, anzi molti coloni, anche approfittando della noncuranza dei frati, avevano cominciato a non pagare più le rendite al convento, e quindi questo frate nel giro di 20 anni, a suon di battaglie legali e a suon di andare a bussare alla casa dei vari coloni, riesce in qualche maniera a recuperare buona parte del dovuto con gli arretrati. Perciò era un tizio abbastanza energico, peraltro come nome era un tedesco, Alexander Leopold Schnabel, no? Anche il nome insomma sembrerebbe
poi si cade nel luogo comune che la lingua tedesca è una lingua dura, no? Però al di là delle battute, questi frati, soprattutto nel Settecento, hanno una relazione, si vede dalle fonti, hanno una relazione molto, molto a stretto contatto con la popolazione. La popolazione li aiuta a ricostruire la Chiesa, diciamo così più o meno come si presenta oggi nella sua struttura attuale. All'interno abbiamo anche persone che hanno partecipato, hanno fornito i materiali per costruire la chiesa. Ad esempio sono abitanti di Castello, quelli che gestivano una fornace sempre nel paese e avevano fornito gli anticipi di materiale anche a credito per poter costruire la chiesa. Poi nei momenti in cui ci sono queste vertenze, queste liti con i Frangipane o queste liti con il Pievano del tempo, la popolazione va a testimoniare in gruppo o facendo delle deposizioni giurate e noi abbiamo queste deposizioni giurate delle comunità del circondario, che possono essere Castello, Porpetto, Gonars, Morsano, tutti luoghi dove naturalmente il convento aveva anche dei beni e dove appunto c'erano coloni che in qualche maniera portavano il ricavato dei loro raccolti, il vino, il grano, al convento stesso. E questi certificano che nel Settecento questo frate, questo Schnabel, aveva praticamente rilanciato l'immagine del convento non soltanto ristrutturando un edificio che ormai era cadente e tutti sapevano malandato, ma aveva in qualche maniera anche fatto in modo di chiamare delle devozioni nuove e quindi rianimare quella che era la vita religiosa dell'epoca. Io non sono appunto, come ho detto prima, non sono uno storico delle devozioni. So ad esempio che i Cappuccini in Friuli hanno introdotto le 40 ore, per fare un esempio. A Castello di Porpetto ogni tanto qualche fonte ci certifica appunto delle erogazioni, ma le erogazioni erano portate avanti anche dal Pievano, per intenderci. Ma ad esempio abbiamo questa vicenda della Madonna della Cintura, che è appunto una devozione che viene praticamente propagandata dagli agostiniani. Ne abbiamo informazioni dal 600 in poi. Questo padre, Alessandro Leopoldo Schnabel, chiama un agostiniano da Udine per introdurre questa devozione della Madonna della Cintura a Castello di Porpetto e fa infuriare il Pievano perché naturalmente non aveva dato il consenso. Ma questi rientravano nell'ambito dell'autonomia che i frati, a furia di privilegi pontifici o da parte delle autorità ecclesiastiche, si erano ritagliati nel tempo e quindi naturalmente stridevano con quelle che erano le prerogative del clero sacerdotale secolare. Poi sappiamo che arrivano anche nuove reliquie. Ho trovato fra i vari documenti una patente che arriva direttamente da Roma, dove appunto questo cardinale, che è appunto uno dei cardinali che lavora nella burocrazia pontificia, inviava questa reliquia, che era praticamente un filo della tunica di padre Filippo Neri, un filo della tunica di padre Filippo Neri imbevuto del suo sangue, ed era all'interno di una teca di cristallo. Praticamente la teca veniva consegnata con questa copia in stampa, compilata a mano negli spazi vuoti, praticamente come una ricevuta odierna, che attestava la veridicità e l'autenticità di questa reliquia. Poi altre reliquie sappiamo che le aveva portate l'arcivescovo Attems, le reliquie dei santi Teodoro e Facondo. Però dico, sono tutte menzioni che io trovo sporadiche qua e là, poi non so nella certezza come questa devozione veniva celebrata o che seguito avesse. Sa di fatto che quando il convento è in difficoltà nelle sue battaglie legali, gli abitanti delle varie comunità, quindi le vicinie, questi gruppi di capofamiglia, fanno le deposizioni giurate e certificano che non si è mai visto il convento in un tale splendore. Anzi, è quasi divenuto un santuario. Tutti quanti tendono a dire è quasi divenuto un santuario. Ovviamente c'è una differenza tra il fatto che un edificio diventi santuario di fatto o che sia percepito come tale. Insomma, anche a livello di diritto canonico immagino ci sia una sua complessità. Però è interessante come queste popolazioni sentissero questa vicinanza nei confronti della Chiesa e del convento. E questa memoria è rimasta a livello popolare, è rimasta soprattutto a livello degli abitanti di Castello, come lì una volta c'era qualcosa di importante e non soltanto una chiesa qualunque. Riuscire quindi a entrare nelle case di queste persone
sentire le loro storie, anche le leggende naturalmente, perché certi racconti ogni tanto mi sembrava che non stessero né in cielo né in terra, però alla fine mi sono serviti da sprone per andare a verificare nelle fonti d'archivio, perché poi magari con uno spirito un po' romantico, dietro a ogni leggenda c'è sempre un fondo di verità. Sicuramente è la prova, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che le persone hanno la necessità, soprattutto di questi tempi, secondo me, di rilacciare un po' i fili con il loro passato, di capire da dove vengono per avere maggiori certezze per affrontare più che un futuro, un presente, come dire, abbastanza complesso e quindi non sempre facile da capire. Io penso, Marco, che abbiamo detto tanto, che tu hai detto veramente tanto. Io penso che sia forse il caso di lasciare lo spazio a delle domande, no Andrea? A domande, a curiosità anche. Io dico sempre, questa è l'occasione. Poi adesso siete anche dietro uno schermo, quelli più timidi non hanno delle scusanti per non fare domande, perché insomma possono anche, si può sentire solo una voce evocativa senza vedere l'immagine qualora non volessero palesarsi, però è un'occasione, non so, toglietevi tutte le curiosità del caso. In attesa che ci arrivino magari appunto domande via chat o come ho indicato posso mandarcelo anche via mail se non riescono a comunicare via chat. Rompo il ghiaccio io approfittando di avere di fronte due storici per una domanda carattere metodologico che forse potrebbe essere utile a chi ci sta ascoltando. Riprendendo la questione delle fonti, che tu Miriam dicevi sono fondamentali per chi vuole imbastire un discorso che sia storicamente fondato in qualche modo. Ricordo la famosa frase di Mark Bloch nel suo volume sull'apologia della storia, che la professione dello storico è quello di cercare di distinguere comunque il vero dal falso quando ha di fronte questi documenti, perché in un'epoca in cui, come la nostra, le fonti di informazioni sono infinite, migliaia, bisogna anche essere in grado di discriminare che cosa è vero, che cosa non è vero e a volte leggere fra le righe. Ad esempio, mi viene in mente la questione di una delle possibili fonti, cioè quelle agiografiche. C'è il caso eclatante della geografia di San Francesco, che per secoli fu quella approvata dalla Chiesa, la leggenda Maior di Bonaventura da Bagnoregio, in cui San Francesco era descritto in maniera anche un po' idilliaca, insomma, no? Venivano smussati tutti i caratteri anche aspri dell'uomo e quelle che erano quindi le prove di santità in vita diventavano poi dei miracoli. Poi nel corso del tempo si scoprirono altre fonti precedenti, quella la vita di Tommaso Barcellona, che in realtà lui stesso fu costretto a riscriverla perché un po' come capitava nell'Unione Sovietica, in cui quando un certo personaggio del Politburo non andava più bene, lo cancellavano dalle foto, la storia continuavano a riscriverla come 1984. Per cui mi piacerebbe, a prescindere anche dai documenti che Marco ha consultato per questa ricerca, ma comunque in generale nella vostra esperienza di storici, qualche riflessione su questo fatto, che non è sufficiente avere di fronte un documento per dire ecco, la realtà è questa, le cose sono andate così. In realtà è lì che incomincia il lavoro dello storico, no? Altrimenti saremo, non dico banalmente, perché non me ne vogliono gli archivisti che sono, io stesso ho fatto studi di archivistica e bioteconomia, sono fondamentali per lo storico, ma un conto appunto è il raccoglitore dei documenti e un conto è lo storico, che poi quei documenti li deve leggere e interpretare. Ecco. Una riflessione a questo riguardo. Sai, ogni volta che ti trovi di fronte a una fonte, un documento, al di là della lettura del documento stesso, nel mio caso se sono documenti medievali, quindi c'è anche qualche volta un problema di scrittura, è necessario giustamente capire chi ha prodotto quel documento, perché solamente capendo chi l'ha prodotto si capisce molto bene
la modalità per cui il documento stesso è stato fatto, soprattutto se si tratta di documenti voluti dalle autorità, che siano quelle civili, che siano quelle religiose. Ed è una delle cose, ti dirò, che passa con più difficoltà quando lo si cerca di spiegare chi affronta una tesi al giorno d'oggi, perché i ragazzi proprio sull'onda di questa specie di ubriacatura, passatemi questo termine, di informazioni che ci sono continuamente, non riescono più a distinguere bene la tipologia dell'informazione che sta passando. E quindi quando vanno negli archivi la prima volta, qualsiasi documento che incrociano è la verità assoluta, una specie di ipse dixit, quindi è valido perché è così. E si perde molto tempo nel cercare di far capire che tutto deve essere valutato, ponderato, capito, perché far storia vuol dire anche studiare tanto, cioè uno deve veramente conoscere pienamente tutti gli attori che entrano all'interno di un documento, e se posso permettermi dovrebbe anche conoscere abbastanza di diritto medievale, cosa che non tutti conoscono, prendendosi a mio avviso tante di quelle fregature nell'approcciarsi ai documenti che voi non vi immaginate, perché i medievali erano molto più preparati di noi, perché chi scrive, voglio dire, non è la persona che passa per la strada, è comunque un uomo di diritto, un uomo che quello che scrive nel documento ha un significato, per cui bisogna soppesare molto tutto quello che viene scritto. Io mi occupo parecchio di economia e credetemi che i contratti economici dell'oggi non sono molto diversi da quelli del 200, del 300, ed è interessante che quando fai passare certi messaggi capita, non so, di sentirsi in aula e dire ma è come il mutuo dei miei genitori, per cui non è così diverso, però una volta che tu hai un bagaglio culturale tale da affrontare quello che stai leggendo, solo a quel momento puoi capire realmente quello che fai. Quello che io vedo ultimamente mi dà un fastidio tremendo, ma non è un atteggiamento snob, lo dico subito, è un atteggiamento di etica del lavoro, chiamiamola così. Molte persone sono molto superficiali, per cui hanno uno sfruttamento delle notizie, dei documenti, che è francamente inaccettabile per uno storico, veramente inaccettabile. Non me ne voglia nessun giornalista, se c'è qualcuno che mi ascolta, non importa, si prenderà questa reprimenda, ogni tanto scoprono l'acqua calda, io dico, no? E fanno questi titoloni sul giornale e sono veramente imbarazzanti. Mai che si prendessero la briga di leggere tutta la produzione scientifica che è stata fatta negli ultimi anni. Ecco, quello trovo veramente una cosa molto molto fastidiosa, e iniziative come questa dell'Accademia di San Marco sono importantissime, perché molto spesso si produce ma non si riesce ad arrivare ad un pubblico più ampio, e la divulgazione va fatta, purché sia divulgazione alta, che permetta a chi ascolta dall'altra parte di imparare veramente qualcosa e di poi di trasmetterlo lui a sua volta alle altre persone. Io dico a tutte le persone con cui incrocio: leggete, fate, so che magari, non so, vedo le tue spalle, io non ho fatto questa scelta oggi perché se no faccio sempre la scelta tua con dietro tutti questi libri, no? Che prima o poi almeno a casa mia io sono tipo quelli sepolti dai libri, nel senso che non so più dove metterli, no? Però dico sempre a tutti: leggete, c'è una vita sola, ma almeno usufruitene bene della vita che avete su questa terra. E non, io quello che ogni tanto mi fa veramente tristezza, sentirmi dire da qualcuno: ma questa cosa la trovo nei libri, come se il libro fosse qualcosa che non esiste più. So che Marco ti sta facendo venire un coccolone, però guarda che mi sta capitando anche questo. Non posso dire chi, ma anche colleghi scientifici della parte scientifica che arrivano nella nostra biblioteca per una inaugurazione e dicono: caspita, ci sono ancora tutti questi libri. Per cui è un momento in cui, secondo me, gli umanisti hanno questo grande compito che sta passando da altre parti, in Germania, da altre parti qui in Italia, come speriamo un po' dopo, che la cultura che abbiamo, la cultura scientifica, non risolve i problemi dell'umanità, semmai li crea. E l'etica, il senso della giustizia, di quello che è il bene e il male, molte volte lo fa la riflessione, lo fa lo studio, lo fa il perdere tempo in questi tomi enormi, che piacciono tanto quelli come noi, che capisco siamo un po' bizzarri, ma che però danno tanto nella vita, no? E quindi io quello credo, che quando si legga un documento
bisogna vedere tutto quello che c'è dietro il documento, che c'è tanto. Se uno vuole fare bene il suo lavoro non ha mai finito, perché questa è la verità, non ha mai finito, perché c'è sempre qualcosa che non sa, che deve imparare, che c'è un personaggio di cui poi siamo tutti ostinati, ma perché siamo un po' matti, medievisti, e Marco è stato medievista, adesso è modernista, ma succede, siamo così, cioè, ci appassioniamo di piccole cose e cose che magari per il resto del mondo non sono importanti, ma se uno li legge quello che è il filo che è nascosto dietro anche il piccolo, lo studio, anche può sembrare anche locale, come nel caso di Marco, è lo studio di un convento, ma questo convento è un exemplum di come funziona un piccolo convento in una realtà maggiore. Quindi ogni volta che tu studi qualcosa, lo studi con correttezza, con precisione, in realtà permette di aprirti ad un mondo che è molto più ampio. So che ho risposto magari a tutto, ma mi sono presa anche, come dire, la soddisfazione di dire un po' di cose che pensavo, perché sentite, qui che tutti fanno gli storici non si può più sopportare, No, no. Cioè la gente studi e faccia il suo mestiere, cioè io non vado a fare il meccanico e chiedo al meccanico che non faccia lo storico, non mi sembra una cosa così strana, però siccome succede di tutto è bene ricordarlo, sottolinearlo un po' di più magari, anche con un po' più di rispetto per quello. Certo. Faccio l'avvocato del diavolo, dicendo che forse a volte è stata anche colpa degli accademici perché hanno lasciato spazio alla divulgazione ai giornalisti. Quando invece uno storico vero, adesso faccio l'esempio che tutti conoscono, quello di Alessandro Barbero, si mette al centro della divulgazione partendo da una conoscenza approfondita della materia, e allora comincia a vedersi la differenza. È quella che l'Università Italiana ha scoperto recentemente, la cosiddetta terza missione. Per cui adesso ce la chiedono tantissimo. Non è sufficiente insegnare agli studenti, non è sufficiente fare ricerca, si deve fare questo sforzo di tradurre tutto questo amore di lavoro e di conoscenza in qualcosa che sia fruibile in maniera, senza banalizzarlo, insomma, però capendo la differenza tra una comunicazione informativa e una comunicazione che deve arrivare invece a un pubblico più generale. Quindi fare questo sforzo anche da parte degli accademici che non si rinchiudono nella cosiddetta torre d'avorio. E quella che facciamo qui è nel nostro piccolissimo un tentativo di fare questo sforzo, insomma, che chiedo a gran voce agli accademici lo fanno i giovani, di però, fare devo dire più la verità. spesso e con più entusiasmo. Sì. Beh, I ci giovani sono lo poi fanno anche... più facilmente. Marco lo può dire, io ho colleghi che hanno, insomma, sono un po' più grandi di me, che non sempre capiscono questa cosa. Purtroppo, mi spiace dirlo, ma è così. Cioè, il giovane non so, Barbero ha insegnato tanto. In Italia Barbero è stato, secondo me, centrale per un certo tipo di divulgazione. A me personalmente ha fatto un gran piacere, perché a me non mi arrivano lezioni persone che sanno già fondamenti del Medioevo, che non è cosa da poco. Beh, ci sono poi anche le realtà associative, perché ho visto, poi naturalmente con diversa esperienza, perché diciamo non tutte le associazioni, come può essere appunto l'Accademia San Marco o anche altre che conosco, magari non tutti hanno all'interno dei soci che sono magari degli addetti al mestiere, no? Per intenderci. Però c'è tanta volontà di scoprire, c'è tanta volontà di sapere e soprattutto di conoscere il territorio. E in questi ultimi 6 anni che mi sono appunto immerso nel mondo associativo, e ho visto anche come delle realtà molto piccole, magari una piccola comunità di amici che in un paese decide di fondare un circolo culturale, io ho visto che c'è tanto spirito di approfondimento, di andare a scoprire quelle che sono le radici identitarie di un determinato territorio. Poi naturalmente all'interno di questi gruppi hai chi magari affronta l'argomento con un carattere un po' più divulgativo, magari prende per vera anche, che so, una notizia che poi dalle fonti si scopre che non è completamente corretta, ma non importa. Secondo me sono dei passi, sono degli esempi positivi che comunque consentono di approfondire quella che è la realtà del territorio che viviamo, e poi sempre con questo dialogo che si forma anche in questi ambiti associativi che naturalmente vivono un po'
vivono un po' la tragedia, il problema di tutte le associazioni, che è quello del reperimento fondi per fare le cose. Quindi molte volte sono autofinanziate oppure devono sempre tirare la cinghia per poter fare il giornalino locale, la rivista locale. Però vedo che col corso del tempo, anche con la passione di molti di queste persone che spendono magari il loro tempo libero andando in archivio, vedo che c'è anche una volontà di cimentarsi nel mestiere dello storico, ma di farlo dalle fonti, perciò con un certo metodo, che sicuramente è perfettibile, così come è perfettibile il nostro metodo di lavoro, che è sempre sottoposto allo sguardo esterno, allo sguardo dei colleghi, talvolta con mazzate non indifferenti. Però sono segnali positivi che c'è volontà di conoscere, volontà di sapere, volontà di leggere. E la battaglia, lo spirito, poi anche io appunto sono diciamo un rappresentante legale, presidente di un'associazione che opera sempre nella Bassa Friulana. Anche lì comunque diciamo che c'è la volontà di fidelizzare quanto più pubblico possibile, avvicinarlo alla cultura, avvicinarlo alla letteratura, avvicinarlo alla storia. Perciò diciamo che questo è un mio sguardo da dottorando in fase finale del suo percorso accademico a una sorta di libero lettore, libero intellettuale che lavora tanto con l'ambito associativo, con l'ambito delle amministrazioni comunali. Bene, complimenti anche per questa tua attività parallela. Provo a porre un'ultima domanda se non arrivano altri input dalla chat. Per provare ad avvicinare un po' di più, diciamo, uno spettatore medio che magari non riesce a proiettarsi mentalmente nella vita quotidiana di questi personaggi vissuti, sai che lui fa. Io ad esempio per ricerche associate ai Cappuccini di Pordenone ho indagato un po' questa realtà, riesumando quello che era il loro fondo librario che poi è confluito in seminario, e mi aveva un po' divertito comprendere come molti esponenti dei Cappuccini, ad esempio, tra 600 e 700, erano un po' assimilabili a qualche nostra rockstar, perché venivano acclamati durante il periodo della Quaresima o prima di Natale per la loro capacità oratoria come predicatori. Erano proprio ingaggiati, quelli più bravi ad attirare il pubblico, ad avvincerli in maniera orale, erano richiestissimi, no? E quindi me li immaginavo un po' per far comprendere ai lettori attuali questa analogia, come se fossero appunto delle rockstar che sul palco attiravano un pubblico maggiore o minore. Ecco, per far capire alle persone, questi frati conventuali, cosa facevano nella vita quotidiana, come si interfacciavano con la loro comunità, potete darci qualche input, qualche flash, qualche immagine della loro vita quotidiana? Cosa facevano, in cosa erano impegnati, come interagivano con la loro comunità, se ne stavano rinchiusi, magari uno può immaginarsi come le attuali scuole di chiusura che se ne stavano semplicemente dentro il loro convento o si mischiavano con la gente. Ecco, due o tre flash per provare a far capire questa realtà in maniera iconica, materiale, insomma, ai nostri spettatori. Beh, allora la questione della predicazione, del fatto che fossero richiesti, sì, è una caratteristica soprattutto che non solo dei Cappuccini, ma anche degli altri ordini religiosi, soprattutto degli osservanti nel 400. Se noi pensiamo ai frati, alle colonne portanti dell'osservanza francescana, come può essere un Bernardino da Siena, un Bernardino da Feltre,
o un Giovanni da Capestrano, che peraltro, anche Giacomo della Marca per intenderci, no? Giacomo della Marca e Giovanni da Capestrano peraltro vennero anche in Friuli e predicarono Cividale a Gemona. Ma se pensiamo alla loro bravura, alla loro capacità di intrattenere e di coinvolgere, fare commuovere un pubblico, farlo indignare, no? Danno quasi oltre che come delle rock star, potrebbero essere praticamente dei divulgatori odierni, dei giornalisti odierni, magari come può essere un Tony Capozzo per intenderci, no? Che comunque ottiene molto seguito dal pubblico e raccontando anche quelle che sono le sue esperienze di giornalista e di inviato speciale, è capace magari di suscitare dei sentimenti forti anche nelle persone. Perciò sicuramente questo è una caratteristica che contraddistingue i predicatori di quel tempo. Peraltro anche i frati minori conventuali furono appunto nella loro lunga esistenza dei predicatori. Soprattutto possiamo pensare a un Sant'Antonio che comunque aveva tenuto dei cicli di prediche ed era riuscito anche lui a diciamo, infervorare le masse. Francesco stesso era un predicatore. Poi, per fare un altro esempio, anche i frati minori conventuali che sono qua in Friuli li troviamo itineranti per i vari conventi. Perciò non era la loro vita, la vita di questi frati non era una vita di clausura, chiusi all'interno delle quattro mura del convento, ma oltre a quelle che erano le pratiche devozionali e religiose, quindi il semplice celebrare la messa per il pubblico, udire le confessioni quando autorizzati naturalmente, oppure ad esempio anche condurre le processioni, che quello era appunto il momento in cui tutta la vita del paese si riuniva intorno al frate che guidava la processione con lo stendardo e si proseguiva per tutto il paese, quindi animare la vita religiosa di una comunità, ma allo stesso tempo anche fare le prediche presso altre chiese. Anche proprio tornando sull'esempio di Castello di Porpetto, io ho trovato che il padre guardiano o anche il suo socio, ossia i frati che erano sacerdoti anche, perché c'erano anche i frati laici all'interno del convento, i frati che erano autorizzati anche a dir messa o in qualche maniera a predicare, si muovevano per le parrocchie del circondario e andavano in occasione dell'Avvento, della Pasqua, a tenere i sermoni in chiesa con persone che attestano che questo frate ha una capacità di un'eloquenza incredibile, quindi ottenendo anche dei successi. Poi naturalmente questi frati erano anche degli amministratori, chi più bravo, chi meno bravo naturalmente, su questo non è tanto facile scendere in un'analisi contabile. Se noi vediamo ad esempio c'è un registro tra le fonti che avevo trovato a Udine per il 300, c'è un registro contabile dove si mostra che negli anni 90 del 300 il convento era sempre in debito, era praticamente sempre in rosso con i conti, e questo in un periodo in cui anche le costituzioni dell'ordine dei frati minori stabilivano che il frate guardiano aveva la responsabilità anche penale di poter far quadrare i conti all'interno di un convento. Tant'è vero che tutti i conventi della provincia francescana di Padova fanno una colletta per sanare il buco di bilancio che c'era nel convento di Udine, questo per fare un esempio. Perciò erano anche persone che si riunivano in capitolo, che prendevano i libri contabili e vedevano quanto è entrato, quanto è uscito, in cosa l'abbiamo speso, soprattutto è giusto spenderlo in questa maniera, cosa dice la regola, e soprattutto abbiamo la regola scritta oppure ce la dobbiamo ricordare a memoria. Uscivano, incontravano i contadini, incontravano gli abitanti, andavano dal notaio a siglare degli atti, dei rogiti, dei contratti di compravendita, o magari quando devono costruire la chiesa a Castello di Porpetto fanno il contratto con il proprietario della fornace di Laterizzi per pagargli il dovuto il necessario rifornimento dei mattoni che servivano per mattoni e calcina. Serve il nuovo organo, si chiama l'organaro che costruisce il nuovo organo che peraltro è ancora esistente nella chiesa del Settecento, di Giacomo Prosdocimi, un organaro famosissimo e anche organista, a Codroipo per 10 anni nel Settecento, che costruì organi dall'Istria fino al Cadore. Serviva chiamare un pittore,
Nel 600 viene commissionata una pala d'altare pagata 280 lire venete per l'epoca, la si commissiona a Secante Secanti, un pittore abbastanza noto nel Friuli del 600. Non sappiamo qual era il soggetto della pala d'altare perché abbiamo solo la nota spese. Perciò andavano anche di casa in casa a bussare al contadino, però adesso ovviamente sto un po' dipingendo un'immagine un po' da filmato, però andavano... Come, scusa? No, dico, effettivamente all'epoca, diciamo, il 99% della popolazione praticava la nobile arte dell'agricoltura, quindi erano quasi tutti contadini. Sì. Prego, continua pure. Appunto, avevano una vita sociale che usciva dall'ambito puramente della religione o del culto e della devozione. Erano persone di mondo. In certi atti io trovo addirittura che erano stati denunciati dal Pievano perché partecipavano alla sagra con la festa sacra, naturalmente, non la sagra di paese di oggi, si intende. Però, naturalmente, oltre alla celebrazione liturgica, dopo c'era anche il momento conviviale, quindi il pranzo, tutti assieme, con la musica, con i violini. Alla metà del Cinquecento c'è un frate guardiano che suona il zitar, praticamente, suona il violino e la zitar. Altri che ballano, e naturalmente lì si crea lo scandalo, no? Perché i frati non devono ballare, no? Non è permesso dalla regola. Perciò, diciamo, questo è l'esempio di Castello, ma se ne trovano tanti altri. Se si va anche semplicemente a consultare le raccolte di registri di documenti che padre Sartori ha stilato per tutti i conventi della provincia francescana di Padova, si trovano altri esempi di questi fatti. A Cividale nel 300 devono saldare un debito che il convento ha acceso. Cosa si fa? Si impegna la campana del campanile. Ma con chi la impegni? La impegni con dei nobili o con persone che comunque sono fedeli, devoti e sostenitori economici del convento, in maniera tale che nel momento in cui dovrai recuperare la campana, perché comunque la campana è un oggetto sacro, avrai la possibilità di recuperarla senza trasgredire troppo i dettami della regola. Diciamo, è un po' un lavare i panni sporchi in famiglia. I frati ovviamente interagivano con tutta quella che era un circolo di persone che erano sostenitori e fedeli del loro abito, della loro regola. Questo, diciamo, un po' per fare il quadro dell'insieme. Sai cosa, Andrea, che va detto anche una cosa, no? Che magari adesso ci sembrano tanto lontani, no? In realtà sono meno lontani di quello che pensiamo, no? Adesso vanno tanto per la maggiore questi influencer che si fanno vedere discinti, così. In realtà questi francescani erano veramente degli influencer, senza dover, come dire, usare mezzucci, diciamo così, perché erano in grado di persuadere in maniera molto forte tutti coloro che li ascoltavano. Tanto che adesso ci sono dei corsi sia a Oxford che a Cambridge dove si studiano proprio le prediche dei francescani, si spacchettano in qualche modo queste prediche perché hanno fondamentalmente capito esattamente che cosa bisogna fare per riuscire ad avere un rapporto diretto con il pubblico, quindi li studiano da quel punto di vista lì, quindi qualcosa che potrebbe sembrare molto lontano nella nostra idea, no? L'idea di un frate che nel 400 gira le varie province, in realtà ora, studiato con un'altra ottica, dà degli input e delle informazioni che possono essere utilizzate nella vita d'oggi. Questo mi sembra, secondo me, molto importante per capire i francescani e anche il successo, se mi posso permettere, che hanno anche oggi, perché sono sicuramente fra i più amati, anche da chi non è religioso. Questo va detto, perché riescono proprio per una volontà degli inizi, no? Perché se si pensa ai francescani fin dagli inizi pongono i conventi non al centro città, ma vicino ai luoghi di nuovo inurbamento, dove arrivavano tutte le persone dalle campagne, dove c'erano i mercati, dove c'era l'artigianato, cioè riescono ad avere un rapporto diretto veramente con la società, entrano nella società e questa cosa rimane nel corso del tempo ed è francamente presente anche oggi. Ci sono delle realtà in cui se c'è qualche problema i francescani sono riferimento, se c'è qualche problema di povertà in una città,
l'esistenza di un convento è la sicurezza anche che da quel convento si crea una rete di solidarietà organizzata. Quindi sono sicuramente sono rimasti nel corso del tempo riferimento per la società, non solo alta, ma soprattutto la società, diciamo così, delle persone più umili, a cui riescono a essere più vicini proprio per il modello che hanno loro di povertà e comunque di vita. Sì, nell'immaginario collettivo c'è sempre stato lungo i secoli questa idea, a volte anche messa di mescolamento con la società, a volte messa anche alla berlina, pensiamo a Frate Cipolla del Cameron di Boccaccio, in questo senso, no? Un po' più retrivo, ma così. Ma mi ricordo anch'io, un ricordo personale, quando ero piccolo andavo a messa, c'era, parliamo inizio anni 80, fine anni 70, c'era il parroco della nostra chiesa che ce l'aveva con i frati di Motta, perché la maggior parte dei pasani non andava a confessarsi dal piovano, ma andava dai frati, perché evidentemente li trovava più vicini o delle persone che avevano una facilità di ascolto maggiore, erano più indulgenti, probabilmente li consideravano appunto, come dicevi tu, più vicini a loro, insomma, per cui sì, delle persone vicine alla gente. Sì, sì. Mi fa venire in mente che c'è nella Liegi di fine 300 che a un certo punto ha dovuto intervenire il Papa a mandare degli emissari perché si picchiavano per l'ultima confessione, in particolare perché per chi sceglieva, diciamo così, l'ultimo confessore, che era quello a cui venivano poi dati tutti i lasciti a favore della sua chiesa, e c'era una guerra enorme da una parte tra i francescani e dall'altra tra il clero secolare. Era tremenda questa cosa, per cui è carina che insomma negli anni '80 del secolo scorso ci fosse ancora questa sensibilità e questi attriti sono rimasti presenti. È carina veramente questa cosa. C'è il fatto adesso che hai richiamato della Liegi trecentesca, no? Un fatto simile avviene anche qua nel Patriarcato di Aquileia a Udine. I patriarchi di Aquileia furono legati all'ordine francescano, no? E allora all'inizio del 300 abbiamo questo patriarca che peraltro governa solo per 2 anni, Pietro Gera da Ferentino, che appunto inizialmente nel suo primo testamento decide di farsi tumulare nella chiesa di Santa Maria in Castello a Udine, no? sul colle. Successivamente cambia idea, non si sa appunto se sul consiglio dei frati minori, ma si può presumere perché i frati minori erano suoi confessori, e decide in un codicillo che pubblica in questo testamento, decide di farsi tumulare nella chiesa di San Francesco. Quando il patriarca muore, i chierici della chiesa di Santa Maria di Castello trafugano la salma e la tumulano nella chiesa prima che i frati possano dire ah. Solo che la mossa successiva, il padre guardiano dell'epoca praticamente fa un mezzo tumulto anche a livello legale, scrive appunto queste lettere dove spiega che questo è soltanto l'ennesimo eccesso che appunto i chierici di Santa Maria ci hanno fatto, da tempo che ci stanno facendo questi sgambetti, e quindi addirittura li computa anche dal punto di vista monetario. Se volessimo essere risarciti adesso sto naturalmente parafrasando, se volessimo essere risarciti dei danni che ci stanno facendo, la somma sarebbe tot. Perciò l'anima economica dell'ordine francescano si vede anche da questi aspetti. Quindi non solo economica, ma di uomini di mondo, uomini che avevano una certa esperienza, tant'è vero che molti entravano nell'ordine a un'età, diciamo, non proprio giovane, o comunque a, diciamo, età matura, dopo aver vissuto le proprie esperienze nel mondo laico, anche come professionisti, come artigiani, come uomini di cultura, come persone anche che aveva preso dei titoli di studio per l'epoca. Quindi doppiamente l'ordine francescano era espressione di queste varie sfumature sociali. Certo, poi queste dinamiche di concorrenza, tra virgolette, fra vari ordini
e tra gli ordini e la Chiesa ci sono sempre state nel corso di tutta la storia. Stiamo raggiungendo quasi le 2 ore di diretta, quindi credo che si possano ritenere soddisfatti i nostri spettatori. Abbiamo parlato a lungo e comunque c'è sempre la possibilità per chi vorrà, terminata la registrazione, di aggiungere qualche commento o porre qualche altra domanda sotto la medesima e potremo sempre rispondere a chi fosse interessato. Quindi io ringrazio ancora dottor Sicuro, la professoressa Miriam Davide per essersi prestati gentilmente a parlarci di questo argomento oggi pomeriggio con la loro competenza e professionalità, e spero di avere ancora ospiti in futuro, e ringrazio gli spettatori che rimando a una prossima conferenza su questi schermi, su questa piattaforma. Un saluto e un ringraziamento ancora a tutti voi. Grazie Saluto a Andrea, tutti. Buon grazie pomeriggio. Miriam e grazie all'Accademia San Marco. Arrivederci. Arrivederci a tutti.